Siamo con coach Cupisti, coach del roller hockey scandiano. Dopo il successo dei suoi ragazzi contro Seregno, che gara è stata, coach? È stata una gara combattuta, secondo me interpretata bene da tutte e due le squadre. Come avevo detto precedentemente, noi le altre due partite non avevamo ben vinto, questa volta ce l'abbiamo fatta, soffrendo fino in fondo, ma questo è lo sport, bisogna saper soffrire. È stato ritmo molto elevato. Seregno sappiamo che insomma, è un avversario non semplicissimo da affrontare, veniva da 2 vittorie esterne finora in questo campionato. Quali ti aspettavi un po' questo sviluppo della gara o te ne aspettavi una diversa? No, noi abbiamo preparato la gara così, cioè sapevamo che noi abbiamo aumentato i nostri minuti di gioco, abbiamo elevato la nostra resistenza nel gioco, però ancora paghiamo la velocità con la precisione, quindi dobbiamo ancora migliorare se vogliamo continuare a fare questi tipi di giochi, se no si ritorna al vecchio. Mi hai bruciato un po' la domanda perché volevo chiederti ritmi molto alti, però tante occasioni insomma, in cui magari è mancata la concretezza, un po' da affinare. Ecco. Sì, sicuramente, ma quello fa parte del gioco, cioè quando uno è molto veloce deve migliorare la tecnica quando vai piano è più facile farla bene e qua bisogna migliorare un po', coordinare la tecnica con la velocità, però abbiamo fatto un altro passo avanti.